E questo è il resoconto dell'indagine che è stata fatta, ricognizione sui dispositivi protesici impiantabili. Vedete nella prima paginetta delle due che vi ho dato, la richiesta è stata fatta a giugno 2013 e questo è il titolo appunto del lavoro che è stato presentato. Io ho fatto alcune richieste e in dettaglio si sono soffermati per avere notizie in tutte le ULSS e aziende su come è la situazione per quello che riguarda le protesi dell'anca e le protesi del ginocchio. E poi hanno scelto 7 strutture private, una per provincia, e si sono fatti dare le informazioni relative sempre alle protesi dell'anca e protesi del ginocchio. Allora, andiamo a esaminare alcuni dati. Li ho distinti in maniera omogenea in modo tale da facilitare la lettura. Non è una lettura complicata, però è una lettura che fa capire la necessità di intervenire in alcuni ambiti. È la prima volta che viene fatto un lavoro del genere. Posso fare Sì. una premessa? Da cosa parte questa inchiesta? Qual era È la mia richiesta, è stata fatta da me la richiesta di attivare l'ispettivo per capire com'è la situazione nell'ambito della protesica, cioè chi sta lavorando, quanto si sta lavorando, come si sta lavorando, dove vengono fatti i principali interventi, su chi vengono fatti e poi le rimozioni e le revisioni. Quante di queste protesi, a che età, poi quando vengono rimosse, se vengono rimosse, quali sono le principali cause della rimozione. Allora, finora nessuno aveva fatto questo lavoro e quindi, mancando il registro, mancando un raccordo, è venuta fuori una situazione anche di difficoltà di reperire i dati ed è la prima osservazione che vi ho fatto. Adesso andiamo nello specifico. Acquisti protesi ANCA sono 25.000, di cui 19.000 per le ULSS pubbliche e 6.278, il 24,8% per i privati, che sono 7. Chi è che acquista più protesi? E l'ULSS 15, perché è il centro regionale specializzato. Quanto si spende per acquistare le protesi? 70 milioni, 53 milioni il pubblico e 17 milioni i privati. I 7 privati poi li avete nella tabellina che vi ho fornito, per esempio, importo protesi d'anca, no? La prima tabellina, quella con il grafico. Voi vedete, ci sono tutte le ULSS e poi avete Codivilla, Belluno, Eretenia, Vicenza, Giovanni XXIII, che sarebbe Monastier, Treviso, San Marco, Venezia, Abano, Padova, Madonna della Salute, Rovigo e Sacro Cuore, Negrara, a Verona. Questi sono i 7 privati. Ce ne sono altri 7 che fanno ortopedia, che fanno protesica, quindi è un dato su 7. Quindi se noi abbiamo tutti i dati delle ULSS e abbiamo i dati di 7, mancano altre 7 private. Quindi paradossalmente potremmo pensare, non dico a raddoppio, ma almeno un aumento del dato del privato di un 20-30%, insomma, perché i principali privati che operano e che fanno questi interventi in protesica sono appunto quelli descritti. Ecco, i dati sono relativi al triennio 2010-2012. Quindi 70 milioni di acquisti fanno riferimento al triennio 2010-2012. È un dato importante, 70 milioni non sono pochi, e più i 44 del ginocchio, insomma sono diversi milioni che poi vedremo vengono impegnati nella protesica. Vi faccio rilevare che il costo medio per la protesi d'anca è di 2.800 euro, però ci sono ULSS che spendono di più, per esempio l'ULSS 1 spende 4.400 euro, quindi la media è 2.800, ma ci sono ULSS che hanno una cifra più rilevante per l'acquisto delle protesi.
ULSS con spese di 4.400, vi dicevo, e ULSS con 1.300 euro. Questo è l'acquisto protesi anca. Protesi ginocchio, quanti sono gli acquisti? 15.787, di cui 7.332 per le ULSS pubbliche e 8.455 per i privati. I privati sono 7, sono già il 53,6% con 7 privati. Stimiamo che per il ginocchio il privato arriva al 70% se valutiamo anche gli altri 7 che faranno questi interventi. Quindi per il ginocchio c'è una forte rilevanza di interventi nel privato. Qui ci deve essere un intervento, bisogna rafforzare le aziende pubbliche. Andiamo a vedere. 2.600 per esempio sono gli acquisti per le case di cura di Abano Terme, no? su 8.455. La casa di cura di Abano Terme è quella che fa gli interventi più importanti per il ginocchio in termini di numero. Poi sono 44 milioni, 20 pubblico e 24 il privato. I 7 del privato e gli altri 7 bisogna aggiungerli. 7,3 milioni è la spesa di Abano Terme, chiaramente sempre nel triennio 2010-2012. Costo medio anche qui 2.800 euro, ma Verona per esempio spende 4.600 euro per la protesi ginocchio. Qui facciamo i conti con l'intervento completo, perché chiaramente quando si parla di protesi ci sono anche varie componenti, poi ci sono interventi parziali e interventi di sostituzione totale, però parliamo globalmente, ecco, quindi non facciamo queste distinzioni. Vi faccio subito una critica, non sempre il codice di riferimento è stato utilizzato correttamente. Bisogna attivare un tavolo di confronto tra i direttori delle strutture ortopediche per dire guardate utilizzate questi codici altrimenti va in tilt il sistema, cioè non c'è l'informazione corretta. Qui si gioca a non dare l'informazione corretta, punto interrogativo, dopo vedremo perché. Andiamo ai costi, interventi d'anca, vedete qui c'è una riduzione, gli acquisti prima e gli interventi sono un po' meno, sono 23.396, di cui 17.000 nel pubblico e 5.400 nel privato. 1.600 nell'ULSS 15, 1.570 a Monastier, 1.100 ad Abano Terme. Ecco, questo è il primo dato importante che bisogna denunciare. I tempi d'attesa per la protesi d'anca sono 106,5 giorni, dato del 2012, tempo medio, è il dato peggiore rilevato dal Ministero della Salute in tutte le regioni. Quindi questa è subito una nota molto importante da richiamare. Siamo una sanità d'eccellenza, però nel caso della protesi d'anca il dato peggiore è quello del Veneto, è il peggiore indicatore italiano. Poi interventi per fascia d'età, oltre i 65 anni il 78% degli interventi. Tra i 45 e i 65 anni abbiamo il 17,6% nel pubblico. Vedete che nel privato però aumenta il tasso di intervento. Io volevo capire anche questo, a che età si fanno questi interventi. E vedete che c'è una riduzione dell'età tra pubblico e privato, c'è una media, il privato tende a intervenire in un'età minore tra i 45 e i 65 anni. Poi ci sono casi anche di intervento in un'età ancora più bassa, però diamoli per giustificati, non sto accusando nessuno. Interventi, ecco, poi DRG, cioè il costo per sostituire una protesi e fare una protesi d'anca, DRG è di 10.094 euro. Cosa vuol dire questo costo? Vuol dire che se io sono un cittadino dell'ULSS 16 e mi faccio l'intervento della protesi d'anca all'ULSS 15, devo, come ULSS 16, riconosco all'ULSS 15 l'importo di 10.916 euro. E fin qua va tutto bene perché siamo all'interno delle ULSS. Quindi sposto i soldi da un'ULSS all'altra, il contenuto è all'interno dell'azienda pubblica. Dov'è il problema?
quando i soldi invece li pago al privato, perché allora sì che pago veramente i soldi al privato, cioè questo costo è dell'intervento di una protesi d'anca che pago alla casa di cura di Monastier, alla casa di cura di Codivilla, alla casa di cura di Abano Terme, a San Marco, chiaro? Quindi DRG, certo convenzionati, però è il sistema regionale che paga al privato, è chiaro che il privato poi ha un budget, che paga in base agli interventi che fa. È chiaro che è il privato che fa tanti interventi di anca e di protesi ginocchio, quindi il pubblico paga il privato questi 10.000, eccetera. Sì, 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 sì. DRG, certo, budget, però ecco, guardate che la protesi del ginocchio vuol dire ad Abano Terme riconoscere tanti di questi interventi. Volevo farvi sottolineare questo, cioè sono soldi che il sistema pubblico dà al privato convenzionato e che riconosce chiaramente, vuol dire la parte chirurgica e poi la parte riabilitativa, questa chiaramente è la parte chirurgica. C'è anche un tetto nei giorni per cui viene riconosciuto per 14 giorni nel caso di protesi d'anca e di protesi del ginocchio, questo importo di 10.094. Non sto mettendo in discussione la qualità, io ti dico il sistema come funziona. È chiaro che è privato, ha professionisti di valore e li richiama. E quindi, ecco. E poi, vedete, interventi ginocchio 15.000, 7.185 pubblico e 8.155 nel privato. 53%, ma senza gli altri 7%. Secondo me nel ginocchio si arriva al 70% che viene fatto dal privato. Bisogna rafforzare le aziende pubbliche. Ogni anno San Marco, Abano e Monastier fanno 655 interventi contro i 144 delle ULSS. Mi sembra da dover correggere, ecco, questa forte specializzazione del privato è un ambito che bisogna invece tenere sotto controllo. Anche qui avete le fasce d'età, il 75% viene fatto oltre i 65 anni, mentre tra i 45 e i 65 anni il 21% è pubblico, però il 32% è fatto dall'US 16, qui abbiamo Candiotto che interviene in questa fascia d'età, e il 25,7% è fatto nel privato, il 32,5% a San Marco. Anche qui DGR è sempre lo stesso, 5,44, e il valore è di 10.000 euro. Ci sono 53 casi di DGR multipla 471, questo ha un valore di 21.000 euro. Vuol dire che contemporaneamente sono intervenuti o ginocchio o ginocchio anca. Questa è la dichiarazione che hanno fatto e quindi prendono non 10.900 euro, 10.090 euro, ma prendono 21.000 euro. Chiaro? Questo è... Poi la revisione e rimozione. Qui abbiamo la revisione per normale deterioramento, rimozione invece per problemi di impianto. Le cause principali: infezioni, mobilizzazione, cioè insufficiente stabilità, lussazione, frattura, reazioni allergiche. E qui abbiamo i dati entro i 5 anni, perché poi si può parlare anche di usura, ma abbiamo entro i 5 anni. Allora, la critica che l'ispezione ha rilevato: le cartelle cliniche non vengono eseguite con modalità standard.